Abbiamo iniziato 2 anni fa, ci hanno chiesto di fare il piano e abbiamo accettato questa sfida. È stata, penso, a parte un lavoro abbastanza faticoso, articolato, però insomma abbiamo ottenuto, credo, un risultato interessante per l'amministrazione, una soddisfazione per tutti noi, per tutti i collaboratori e quelli che hanno lavorato. Le parti più interessanti ce n'è parecchie, ma penso che il lavoro con i quartieri, dove abbiamo avuto modo di conoscere anche un po' le realtà uscendo dall'ufficio, quindi abbiamo avuto modo di capire e di vedere un po' la città più nel dettaglio, è stata la parte più interessante. Il quaderno dei borghi è relativo alle zone B0 che sono state introdotte con questo nuovo piano regolatore. Si è voluto dare un'importanza non solo a quello che è il centro storico primario, cioè il nucleo centrale di Udine, ma anche ai borghi secondari, quindi a quelli che sono i nuclei frazionali, nonché ad altri piccoli nuclei sparsi, sempre di origine rurale. Data la complessità dell'argomento, doveva essere un po' studiato, in una maniera un po' più significativa rispetto magari a quelli che potevano essere gli altri temi, dato che il riferimento storico per i borghi rurali è molto importante e quindi lo studio è stato fatto partendo proprio da un'analisi di tutti i borghi, dell'architettura rurale generale friulana, quindi non solo della zona di Udine, in modo da riuscire a ricavare quelli che potevano essere i tipi preminenti dell'architettura rurale di Udine come comune. Alla fine, una volta individuate queste tipologie, è stato predisposto un quaderno per normare quelli che saranno gli interventi futuri possibili di possibile realizzazione all'interno della normativa del nuovo piano regolatore. Sono comunque state inventate dall'ufficio, quindi non sono copiate da altri posti, quindi comunque è un'invenzione in base all'esperienza di ognuno di noi, quindi ognuno ha portato un contributo e poi si vedranno, sono anche abbastanza belline da vedere, quindi sono colorate e quindi danno un loro effetto, ma soprattutto hanno un contenuto che è quella la cosa più importante, come abbiamo ricordato più volte, hanno un contributo di rendere la città pubblica più disponibile ai cittadini, quindi contengono soprattutto la città pubblica rispetto alla parte privata, quindi la parte degli edifici è lasciata a libera scelta degli architetti che dovranno poi leggere le schede e progettare gli edifici veri e propri, quindi la scheda contiene precisamente le strade, i parcheggi, il verde, che sono gli elementi fondamentali poi per la città in qualche modo. Mi sono occupato del disegnare con AutoCAD e con programmi GIS le schede norme e alcune tavole del piano regolatore. Le abbiamo passate, eravamo in 2 disegnatori, le abbiamo passate prima uno poi l'altro, poi le abbiamo riviste più volte, quindi praticamente abbiamo messo mano a tutte, chi prima chi dopo. Noi ci siamo occupati soprattutto della zonizzazione, del dimensionamento del piano e della flessibilità. Abbiamo svolto un lavoro in coppia e quindi ci scontravamo, ci confrontavamo ogni giorno e questo è poi servito anche a fare un lavoro di gruppo, di insieme e a svolgere al meglio il compito che ci eravamo posti. È un lavoro complesso che è durato circa 2 anni, 2 anni pieni di lavoro ma molto soddisfacenti. E alla fine abbiamo anche quindi disegnato manualmente le tavole di zonizzazione, abbiamo fatto una prima bozza delle norme delle singole sottozone che avevamo poi preso in esame e per quanto riguarda il dimensionamento di piano, assieme all'ufficio statistica abbiamo valutato la capacità del piano, i numeri, quali erano gli abitanti massimi che la città poteva prevedere.
Siamo partiti da una carta bianca, quindi il piano è stato ridisegnato completamente rispetto al piano vigente, andando sul territorio, nei quartieri, ma poi facendo sopralluoghi puntuali, siamo riusciti a disegnare catastale per catastale tutti i 55 circa chilometri quadri del territorio, e ci siamo accorti anche di qualità della città che forse non erano state prima valorizzate. Ci sono oltre alle zone di matrice rurale che abbiamo già detto, ci sono tantissimi angoli o tantissimi spazi, luoghi di aggregazione che abbiamo voluto valorizzare proprio inserendo alcune caratteristiche puntuali, per esempio gli ambiti sensibili pubblici oppure le aree verdi, le nuove aree verdi, quindi andando effettivamente sul posto, facendo i sopralluoghi, parlando con la gente, siamo riusciti forse a disegnare un piano ben diverso da quello di prima. Mi sono occupato del centro città e quindi l'aggiornamento di tutta la normativa complessa, articolata del centro città, che andava aggiornata, andava semplificata, nel senso di proprio riportata ai giorni nostri, in gran parte attuata. Quindi da un lato, dall'altro lato era confezionare le norme tecniche di attuazione che sono state scritte a più mani, tutti hanno messo il loro contributo e per cui l'assemblaggio e la verifica di tutte le norme tecniche di attuazione. In più il piano regolatore è come dire, corredato anche della valutazione ambientale strategica e quindi di un documento denominato rapporto ambientale che diciamo, va a definire tutti quelli che sono gli impatti delle nuove previsioni del piano rispetto all'ambiente del territorio comunale. La valutazione ambientale strategica è un percorso parallelo alla costruzione proprio del piano dal punto di vista urbanistico, quindi oggi la parte urbanistica e la parte ambientale di valutazione strategica sono due parti che si compendiano e che devono trovare una loro coerenza. E delle critiche ci sono. In questa sede, che è la sede preposta,